Giacomino, ma chi glielo fa fare di correre il 1° maggio con il vassoio a 80 anni? Sono veramente orgoglioso di fare questo per dimostrare a tantissimi giovani che non vogliono fare questo lavoro che questa è una missione. Una missione che Giacomo Benvenu, per tutti i Giacomino dell'incontro, sta svolgendo da sempre, alla quale si aggiunge, ma solo per domenica 1° maggio, quella di portare al termine la corsa dei camerieri. A stimolarlo, se così si può dire, un suo grande amico e cliente, Giorgio Fantin, che in ogni modo sta portando invece avanti le tradizioni trevigiane. E finalmente ho anche delle belle adesioni. Sono più donne fino ad oggi. Una mi ha detto una volta lavorava: quante donne ci sono, perché mi bisogna che vince che c'ha Paschei. Perché oltre alla gloria comunque ci sono diversi premi in denaro per chi partecipa. Non è il caso di Giacomino, che invece punta tutto sull'esempio ai giovani. Siamo i più belli, dobbiamo dare un servizio alla città, ai nostri ospiti che arrivano da tutti i continenti, dobbiamo essere presenti. È un orgoglio per la città, io vado per la mia città. Ma anche faticosamente, almeno stando al tracciato, è quello che si deve portare al traguardo. Si parte dal battistero del Duomo e si arriva in Corte San Parigi, un vassoio che è con il bordo rialzato, ha una tazza di caffè, chicchera, caffè e piattino, una birra chiusa, non aperta, 2 bicchieri di vino rosso, così si vede che spande. Ma Giacomino, dall'alto dei suoi 80 anni, non cede un millimetro del suo entusiasmo, al punto da rispolverare orgogliosamente la sua bandiera, divisa da cameriere. Domenica 1° maggio sarò in città alle ore 11 in passeggiata su tutti i viotti della città con questo fifì nero e con la giacca bianca come i tempi che fu. Io ho 65 anni in questo lavoro, questa l'ho portata tantissime volte nel mondo intero e sono veramente felice di dimostrarla.